rosa della città di Imola. Una grande affermazione, quella del portacolori del Team Katyusha, il Nur Zakharin. Contador riceve la maglia rosa da Daniele Manca, sindaco della città di Imola. L'applauso di Imola per il leader della classifica generale, Alberto il pistolero Contador. Zakharin è il vincitore dell'11ª tappa del Giro d'Italia. I ciclisti partiti da Forlì sono giunti a Imola per compiere 3 giri del circuito Tremonti, sfrecciando anche sulla pista dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove hanno concluso il loro percorso in un bagno di folla. La fuga del corridore del team Katyusha è iniziato a circa 23 km dal traguardo. La maglia rosa rimane ad Alberto Contador. La pioggia intermittente per tutto il pomeriggio non ha scoraggiato i tifosi, anche se qualche problema in più l'ha invece provocato agli organizzatori. Non riesce ancora a crederci in questa vittoria, perché è una vittoria fantastica e bellissima, poi in un posto storico e eroico, diciamolo così. Anche è una vittoria importante, così importante come Tour di Romandie. Sì, sono due vittorie diverse, che Romandia è una corsa tappa e qua è una vittoria di una tappa al Giro d'Italia, quindi due vittorie paragonabili e bellissime. Una giornata incredibile, molto complicata anche dal punto di vista tecnico, complicata dal tempo, ma che ha messo alla prova l'autodromo e ha risposto bene. Il circuito di Imola si è dimostrato all'altezza, credo, della situazione e pronti per ripetere l'esperimento. Speriamo al più presto. Speriamo al più presto, ci stiamo già lavorando. È una grande soddisfazione, un risultato positivo e volevo ringraziare tutti i volontari, chi ha collaborato all'organizzazione, l'assessorato allo sport, lo staff, perché non è mai facile, mai semplice organizzare manifestazioni come questa.